5 camion, 25 bare in arrivo da Bergamo per essere cremate nel cimitero Maggiore. Un corteo silenzioso e solenne, 25 persone, nomi, storie, accolte qui a Padova per l'ultimo saluto. Il comune, come altri in Italia, ha messo a disposizione l'impianto di cremazione per dare una mano a quello di Bergamo, che ormai non riesce più ad accogliere i feretri all'interno della camera mortuaria. Vite strappate ai propri cari che forse non sono nemmeno riusciti a salutare, perché il coronavirus è anche questo. Il sindaco Giordani, con carabinieri e polizia locale, è arrivato a salutare i 5 camion dell'esercito. La benedizione viene impartita dal delegato della diocesi Don Marco Cagol. L'eterno riposo dona a loro, Signore, splenda ad essi la luce per